Check the sound. Shark MC. It's classic mixtape. Io vengo da una piccola città di provincia dove il rap fino a qualche estate fa non se lo cacava nessuno. Adesso ovunque mi giro vedo ragazzini infottate e mi chiedo come mai tempo addietro ci prendevano per il culo. È semplice, la gente non ammette novità perché si fa troppi film su quello che altra gente poi dirà. Se ognuno seguisse se stesso vivremmo in un mondo diverso, ma pare che se sei diverso provieni da un altro universo. Ricordo ancora dei tipi che mi fermavano da ragazzino e mi chiedevano perché vestivo con panni larghi e cappellino. È vero che scrivi canzoni, dai, facci sentire qualcosa, vai. Questa è stata la mia palestra con cui allenarmi in freestyle. Le prime battle che ho fatto ho dato spesso nell'occhio. Sarà perché sopra il palco ci andassi già da marmocchio. Mi presentavo senza amici ma con forte determinazione. Non disertavo mai un evento se si parlava di improvvisazione. Non importa da dove vieni, importa dove arrivi. Non porre i tuoi obiettivi in base al posto dove vivi. Che se ti attivi qualcosa la puoi cambiare. Solo la foto e la costanza che ti faranno svoltare. Non importa da dove vieni, importa dove arrivi. Non porre i tuoi obiettivi in base al posto dove vivi. Che se ti attivi qualcosa la puoi cambiare. Solo la foto e la costanza che ti faranno svoltare. Oggi il rap ha più ascoltatori della musica leggera, quindi fanculo a chi credeva fosse una moda passeggera. Per ogni vestito in modo decente quando indossavo i primi new era. Adesso non c'è adolescente senza adesivo sulla visiera. Lo so che tempi si evolvono e cambiano, ma se gli esempi che mandano sono uno scandalo, con quale faccia pretendono che i giovani d'oggi si salvino? Il rap non è nato sul web, non parlarmi di swag, fatti le ossa alle gem. Fra devi farti una gavetta che non ne repare in cameretta. Compare, dici che spacchi ma chi vuoi prendere in giro? Se quando si fanno i fatti mai che ti si vede in giro. Nascono e spariscono come il mago Houdini, forse perché capiscono che sono inutili. Nessuno ti regala niente, fra questa regola non la scordare. Se un'offerta è conveniente probabilmente ti voglio fregare. Tu continua a fare le tue cose con passione e sbattimento, che sei talento e ci dai dentro, prima o poi arriva il tuo momento. Non importa da dove vieni, importa dove arrivi. Non importa da dove vieni, la foto e la costanza che ti faranno svoltare.